Danilo Riponti dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, moderatore di questo convegno. Di che cosa si parlerà oggi? Oggi rendiamo un doveroso tributo ad un vitigno autentico, un vero protagonista anche spirituale oltre che alimentare di questo territorio, del Montello, la Recantina. Per fare questo abbiamo pensato di insediare questo incontro di studi in un contesto aulico anche dal punto di vista storico e architettonico. Siamo all'abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia, una icona del Medioevo trevigiano, una icona della famiglia Collalto, la principale famiglia comitale del Medioevo trevigiano. E questa assonanza che è fisica ed è anche morale e spirituale tra un vitigno autentico che non si è mai fatto prendere da modernismi o da economicismi di qualsiasi natura, ma è rimasto fedele a se stesso, ebbene questa assonanza ci pare particolarmente idonea a rappresentare quegli approfondimenti di studio che vorremmo fare e che faremo con grande qualità quest'oggi. Avremo un percorso completo che parte dal terroir e si articola poi attraverso la genetica e la coltura di questo vitigno, per poi spingersi anche alla enologia con Graziana Grassini, nostra accademica, e con alcune considerazioni che sono anche importanti e fondamentali in materia di comunicazione e di marketing vitivinicolo. Concluderà naturalmente anche un approccio storico, ci sarà il gran maestro Franco Dalla Rosa che ci parlerà della tradizione viticolturale dei Colli Asolani, e quindi cerchiamo di dare un'offerta completa sperando che la nostra organizzazione possa essere soddisfacente per fornire un quadro attuale ma anche antico e anche fedele a se stesso della Recantina. Grazie.